L'intelligenza artificiale è ormai sempre più presente nelle piccole e medie imprese come nelle grandi industrie, uno strumento che trova applicazione ormai in gran parte dei processi aziendali. Tuttavia si sta allargando sempre più il divario tra PMI e industrie in merito alla presenza di specialisti in tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come pure per l'organizzazione di corsi di formazione informatica. L'intelligenza artificiale è una grande opportunità per le piccole imprese, ma ci sono anche dei rischi per la loro competitività. L'ultima indagine Istat infatti fotografa che soltanto l'8% delle piccole imprese utilizza l'intelligenza artificiale nei loro processi produttivi, contro un 32% delle grandi imprese. A questo si aggiunge un capo di formazione. Soltanto il 17% delle PMI organizza corsi per il personale dipendente, contro il 67% delle grandi imprese. È un periodo molto complesso per gli imprenditori delle PMI. Tasse, burocrazia, costi energetici sono un problema a cui si aggiunge adesso anche la sfida delle tecnologie avanzate. Da qui quindi l'appello alle istituzioni del presidente di Confapi Venezia Marco Zecchinel, che chiede non vengano lasciate indietro le piccole aziende, cuore pulsante di un Nord-Est che continua a fare la differenza per il sistema paese. È importante incentivare la formazione nelle PMI con investimenti pubblici, ma soprattutto è importante evitare che l'intelligenza artificiale si tramuti da opportunità a strumento del monopolio delle big tech tecnologiche americane.